Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai, la presenza di Jenny che è la nostra penaltina ufficiale per questa stagione 2015-2016. Vogliamo ricordare il numero di telefono per i selfie perché tra poco andremo a vedere alcuni che sono arrivati questa settimana. Ricordiamo il numero 336 92 07 27. Perfetto, allora nel frattempo possiamo già vedere subito i selfie che sono arrivati, alcuni perché effettivamente ne arrivano tantissimi durante la settimana, ne abbiamo scelto 4, credo 4 o 5, eccoli qui che, ecco questa per esempio è una fotografia tra l'incontro tra Palazzolo e Acireale che si è svolto sabato, e questa è una fotografia della Real Città di Paternò. Benissimo, questa è una fotografia della scuola calcio Real Pirandello, un ragazzino, complimenti, che evidentemente ci segue. Questo è il Marsala Futsal 2012, forse in un momento di grande gioia. Sì, dopo la vittoria col Camarino. Ah, questa è la responsabile del Siracusa Calcio, la direttrice ufficiale, la Marletta, no? Complimenti. Ecco, questi sono alcuni dei selfie che ci sono arrivati in settimana. Noi ringraziamo sempre questi ragazzi che comunque ci seguono, ci mandano i selfie, apprezziamo il vostro impegno. Sì. Impegno. Benissimo, mi sposto da questa parte perché a questo punto saluto già, la voce si è sentita, Alessio Parti. Ciao Alessio, con lui parleremo di prima categoria e di calcio a 5, però Esatto. prima bisogna subito salutare Ma mi l'ospite. fai salutare i nostri telespettatori? Saluta. Buonasera a tutti e buonasera a te. Allora, mentre ci sei, lancia subito lo slogan dell'Associazione Italiana. Assolutamente, per la perché anche ricerca sul Penalty cancro. si associa alla lotta contro il cancro, basta mandare un sms al 45509 per donare 2 euro appunto per la ricerca contro il cancro. Complimenti. Grazie a te. Allora, saluto il nostro ospite che ci accompagnerà sino alla fine della puntata odierna, è un portiere forse invincibile, dal cognome sicuramente, Giovanni Invincibile, portiere del Progela Calcio Serie C1 di futsal. Salve, buonasera a tutti. Salve Giovanni, ben trovato anche a te. Allora, subito il campionato di prima categoria, possono già partire i risultati del girone A appunto di prima categoria. Sì Ettore, perché nel girone A c'è già il primo risultato a sorpresa, cade lo Sciacca fuori casa contro la Real Unione, una partita in cui lo Sciacca ha sicuramente tenuto il pallino del gioco, Real Unione ha cercato di resistere, di difendere l'unico gol di vantaggio e conquistare 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Ne approfittano il 5 Torri Trapani che vince per 3-0 in casa contro la Libertas Marsala. Guardiamo la classifica? E il Cianciana, sì esatto, che vola prima in classifica quota 17 punti, battendo il Campobello di Licata per 1-0, quindi classifica cortissima perché si avvicina anche il Fulgatore con un punticino ottenuto in casa contro l'Atletico Ribera con il punteggio di 2-2. Parliamo adesso del girone E e qui dovremmo aprire una piccola parentesi. Insomma, dove ti ha visto protagonista, insomma, un dibattito all'interno dello spogliatoio di Bronte, perché la scorsa settimana hai detto orientativamente che questo Bronte non è detto proprio che sia la squadra più invincibile del girone. Esatto, forse diciamo che le mie parole sono state un po' travisate, io ho detto che il Bronte sta facendo un gran campionato, ma che forse, che a mio modesto parere non è la squadra da battere perché verranno fuori alla lunga il Milo e il Calatabiano, cioè non togli che il Bronte lotterà fino alla fine per il primo posto e se vuole. Chiaramente è una squadra che costruisce i propri campionati in casa, il Fortino di Bronte è difficilissimo da espugnare. Quindi alla luce di questo il Bronte giocherà un gran campionato, lotterà probabilmente per la prima posizione fino alla fine, però Calatabiano e Milo sembrano avere qualcosa in Allora, più. guardiamo i risultati di questo girone E, perché poi vedremo proprio l'immagine della vittoria del Bronte in casa contro la Robur. Esatto, guardiamo i perché risultati di questa settima giornata e li commentiamo. il Bronte mantiene la vetta a quota 17 punti, battendo appunto la Robur con il punteggio di 2-0 e tallonano ancora Milo e Calatabiano che sono un punticino dietro a Paiate a quota 16 punti a braccetto, il Calatabiano si impone per 3-0 sul Real Ladrano, il Milo invece vince per 2-0 contro il Sant'Alessio sempre in casa. C'è una quarta forza a quota 15 punti che tallona le altre, che è il Giardini Naxos a 15 punti, a meno 2 dalla vetta e a meno 1 dalla coppia Milo e Calatabiano, ed è una squadra che dirà la sua,
pure fino alla fine, quindi 4 squadre in 2 punti sono figlie di un campionato equilibratissimo. Beh, ancora la settima giornata. Assolutamente sì, però siamo già a metà del girone d'andata, quindi qualcosa dovrebbe cominciare a delinearsi, e sono queste secondo me comunque le 4 squadre che si giocheranno il primato fino alla fine. Allora, guardiamo a questo punto dunque il servizio della vittoria del Bronte in casa contro la Robur per 2-0 e per questo ringraziamo la redazione giornalistica di Teleciclope Bronte. Benvenuti a questa settima giornata del campionato di prima categoria Girone E tra 2 squadre importanti, un match clou questo della settima giornata che si disputa qui a Bronte tra il Ciclope Bronte con i suoi 14 punti in testa alla classifica e il Robur Letojanni con i 13 punti al secondo posto. Quindi match di cartello in questo anticipo del sabato qui al Comunale di Bronte. L'arbitro dà l'avvio quindi a questa settima giornata del campionato di prima categoria Girone E tra Bronte e Letojanni. Avversario, adesso fallo commesso, ancora fallo su Saglimbene e altra ammonizione, ma su Spampinato che era già ammonito, pertanto Spampinato viene espulso. Ancora altra ammonizione, ammonito Gianluca Catania, pertanto il Bronte è in 9, ammonito Catania per proteste e Catania quindi sarà costretto a lasciare il campo. Comunque il pallone adesso è all'interno dell'area di rigore del Letojanni, Bua che riesce ad uscire con questo pallone surreale, mette surreale, Ruffino si ritrova un pallone importante che mette in rete, Ruffino porta in vantaggio il Bronte, in 9 contro 11, Ruffino davvero gladiatore riesce a conquistare questo pallone e a metterlo in rete, gol, Bronte 1, Letojanni 0. Bua si prende lo spazio per riuscire a accostare, riesce a trovare lo spazio bella a Ruffino che calcia in rete e trova la seconda rete, pazzesco a Bronte, Ruffino trova il 2-0, il 9 contro 11, il Bronte trova un altro gol. Battuto questo calcio di punizione ci arriva a Zerba a anticipare tutti, ma il pallone ancora danza in aria del Bronte. Viene intercettato da Federico Catania questo tiro e viene messo lungo dove ci arriva Bua, forse a contrastare ancora i giocatori del Letojanni, riesce a conquistare palla, una bellissima palla, importante palla a Schiliro riesce a saltare ancora, un uomo del Letojanni calcia a rete, palo! E finalmente l'arbitro, tipico fisco finale, il Bronte vince questa importante partita qui al Comunale di Bronte, in 9 contro 11, a fare 2 reti quando si trovava a essere in 9 contro 11 per 2 espulsioni avvenute allo stesso minuto, cioè al 25esimo del secondo tempo. Bronte con Ruffino è passato in vantaggio 2 volte e poi soprattutto ha mantenuto il risultato. Bronte batte Robur 2-0. Allora io durante la settimana gli avevo detto ai ragazzi che questa era una partita semplice rispetto a quella con il Francavilla e infatti mi hanno dato ragione perché noi purtroppo ancora abbiamo questa difficoltà di trovare la concentrazione adatta per le squadre di medio-bassa classifica quando sono quelle che poi ti fanno fare la differenza, perché oggi avere vinto col Francavilla significava avere 18 punti, però il campionato, le battute a vuoto ci stanno. Gli avevo detto all'inizio della partita, gli ho detto tranquilli che questa è una gara semplice, perché quando ci sono le squadre che provano a giocare a calcio, noi ci sappiamo stare in quel contesto e allora si assiste a un primo tempo secondo me di livello diverso dalla prima categoria e poi la squadra ha dimostrato di avere un carattere e un cuore enorme, perché nonostante il direttore di gara tantino al di là, perché 7 ammoniti, 2 espulsi in una partita dove non c'è stato nessun contrasto fisico cattivo, nessuna discussione in campo tra gli atleti, onestamente mi sembra eccessivo. Giriamo pagina e parliamo adesso del Girone F, sempre del campionato di prima categoria. Girone F che vede ancora in vetta alla classifica il Militello in Val di Catania che si impone per 4-2 in casa contro la Real Picanello
e al secondo posto ancora 3 punti e 3 lunghezze di differenza il D'Agata, che vince con lo stesso punteggio, sempre 4-2, contro il Palagonia. Ancora lo Sporting Priolo al terzo posto con la vittoria esterna per 1-0 contro il Lineri Mister Bianco, e alle Aquile Calatine ancora con una vittoria esterna 2-1 contro il Motta Sant'Anastasia. Quindi Guardiamo la Ettore, classifica, eccola qui. Ettore si evince appunto che le prime 4 forze del campionato possono dire la loro fino alla fine, appunto perché le prime 2 sono delle corazzate, D'Agata e Militello Val di Catania le conosciamo bene, Priolo e Aquile Calatine, che in trasferta si impongono in campi molto difficili, specie per le Aquile Calatine vincere a Motta Sant'Anastasia non è semplice. E poi non Possono dimentichiamo dire anche il Megara. il Megara, esatto, Ettore, mi hai anticipato, perché il Megara torna alla vittoria 3-0 contro il Real Tre Mestieri, fanalino di coda, ma è una vittoria che fa morale. Il Megara tornerà sicuramente, il suo valore verrà fuori alla lunga. Benissimo, dunque abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di prima categoria, parliamo adesso di calcio a 5, di futsal. No, Ettore, non dimenticare il girone G. Ah sì, giusto. Il girone G di Chiedo prima scusa, categoria. girone G, no, perché poi tra l'altro è anche importante, perché il nostro ospite è un ex giocatore a 11, no? Sì, sì, esatto, Chiedo perché scusa, Giovanni chiedo di scusa. Vittoria, quindi Girone conoscerà G, questo girone G. girone. Allora i risultati. Risultati che vedono ancora, che sorridono allo Sporting Eubea e al Floridia, entrambi vittoriosi. Il Floridia in casa contro l'Atletico Scicli per 2-0, mentre lo Sporting Eubea è Corsaro per 3-2 contro un altro Scicli, lo Scicli 2013. Fuori casa, quindi un'altra prova di forza per la squadra del presidente Lo Greco, che continua a marciare su ritmi molto È alti. un gioco a 2. Esatto, sì, io Ettore l'ho detto, mi sono Un gioco a sbilanciato la due. scorsa settimana, sarà uno scontro a 2 per il primo posto in questo Guardiamo la girone. classifica nel Sì, frattempo. esatto, perché il Perscicli conquista la terza piazza vincendo per 2-0 contro il Pro Ragusa. Il Solarino infatti cade e rallenta perdendo 0-1 in casa contro la Rinascita Netina. Allora, la battuta proprio la vogliamo fare al portiere invincibile, no? Giovanni Invincibile, che giocava nel Ragusano, se non sbaglio, a Sì, Vittoria, a Vittoria, no? sì, sì. E poi questo passaggio al calcio a 5, sì, come sì. mai? No, niente. Per crisi così esistenziale No, tua, no, oppure no, perché no, poi per provare ti anche- diverti un po' di più? No, mi diverto di più. È nata una società di calcio a 5 a Vittoria, il Pro Vittoria, l'abbiamo creata noi e quindi ho deciso di intraprendere questa nuova avventura. Il calcio ragusano ha un po' di crisi in questo periodo, Sì, perché molte sì. squadre soffrono sia dal punto di vista economico, ma proprio anche di Sì, organico. la crisi diciamo che si fa sentire, infatti se pensiamo che a Vittoria fino a qualche anno fa c'erano dalle 3 alle 4 squadre in prima categoria, promozione, adesso c'è solo Il solo calcio Vittoria solo e il basta. Città di Vittoria E e quindi basta. Quindi. è una sofferenza bruttissima. Sì, anche perché comunque i settori giovanili stanno scomparendo piano piano ed è fondamentalmente la forza dello sport. Manca linfa vitale. Sì, esatto. Allora, C1, calcio a 5, adesso sì, non mi sono sbagliato. No, assolutamente. Benissimo, allora i risultati subito di Serie C1 di calcio a 5 e poi c'è anche giustamente la presenza di Giovanni Invincibile che ci può fare un quadro tecnico. Sì, Ettore, salta subito all'occhio il primo pareggio stagionale della Mabonat, che si ferma tra le mura amiche in casa per 3-3 contro un Ottimocus Palermo. La corazzata capitanata di Trapani si ferma contro comunque una squadra che mette i bastoni tra le ruote a chiunque. Ne approfittano le 3 seconde in classifica, il Mascalucia che batte il Progela con una grande prova di forza per 4-3, 4-1 fino alla metà del secondo tempo, poi il ritorno degli ospiti che segnano 2 reti con Guaia e rientrano in partita, ma comunque resta un'ottima prestazione del Mascalucia, nella fattispecie di Marchese, autore di una tripletta. Chiamiamo Vince la Regal classifica Buto- così abbiamo un quadro Sì, completo. esatto, vince la Regal Buto per 5-1 contro il derby contro l'Ennese, vince anche l'Assoporto, una vittoria roboante per 8-1, ancora un'altra grande prestazione di Bocci, doppietta di Tarantola, doppietta di Gianino, insomma l'Assoporto vive davvero un grande momento. Vittoria in chiave salvezza del Marsala Futsal per 11-4 contro il Camarine e per 8-6 della Real Futsal di Marsala in quel di Agira, un campo molto E poi c'è la difficile da sconfitta espugnare. di Giovanni, no? Sì, Si perde in una quel di partita Mascalucia. importante a Mascalucia. Come è andata secondo te? Allora, è stata una partita bellissima, per chi ha assistito alla partita sicuramente non si è annoiato.
È stata una partita delle due volte. Prima parte di gara il Mascalocia è stato proprio dominante, ha dominato la partita. Un rullo compressore, Sì, mi ci ha dice chiuso, Alessio. non siamo riusciti completamente a mettere pressione al portatore di palla. E quando lasci parecchi spazi a gente come Marchese, alla Non fine, perdonano, alla fine ti non punisce. perdonano. Siamo usciti fuori tardi, a metà della ripresa abbiamo attuato la tattica del portiere di movimento e abbiamo riaperto la partita. Hanno sofferto un pochettino questo modo di giocare, hanno difeso inizialmente bene, avevano preso le misure, poi invece la paura di vincere, il gol trovato anche occasionalmente, il 4-2, quindi ha riaperto la partita e ci abbiamo creduto fino alla fine. Poi alla fine Comunque, purtroppo abbiamo perso. mi parlava ma- di portiere in movimento, ecco, per chi magari giustamente non conosce la tecnica e le regole del calcio a 5, adesso in maniera molto veloce, in 30 secondi, è una tattica che è positiva ma nello stesso tempo rischiosa. Sì, ma i vantaggi, solitamente sono molti di più i vantaggi. Giovanni è un elemento fondamentale sotto questo punto di vista, parliamo di un goleador, una stagione in C2, circa 3-4 stagioni fa, mi diceva lui, ha chiuso con oltre 30 reti ed è un estremo ed è un portiere. Esatto, quindi un portiere dal piede molto fino. La Mabonat, 5 vittorie consecutive, gioca per la maggior parte del match col portiere di movimento, quindi l'Augusta l'anno scorso fatto faville, l'Augusta di Rinaldi col portiere di movimento, è una Quindi, tecnica insomma, che nel è una futsal tecnica rende. assolutamente sì, Ettore. Allora, prima di parlare poi con un altro allenatore che avremo in collegamento Io telefonico. volevo fare una domanda a Giovanni. Sì, però ricordi che abbiamo ancora 4 gironi e dobbiamo dare almeno i risultati classifiche più la telefonica con il perché mister- Giovanni, sarò molto veloce, Benissimo, Giovanni vabbè. col suo Progel ha incontrato l'Assoporto, Sì. ha incontrato il Mascalucia, se non Sì. ricordo male avete incontrato anche la Mabonat Sì. già. il quadro completo. E la prossima settimana E Regal giocheranno Buto. contro la Regal Buto, un inizio di campionato di fuoco per loro. Già ne avete incontrate 3, secondo te tra queste chi può essere favorita per la vittoria finale? Allora, io penso che sono tutte squadre molto forti. La Mabonat è una squadra molto giovane, che gioca bene, però non so se realmente come società voglia vincere questa C1. Le motivazioni sicuramente saranno dettate dalla volontà della dirigenza, del presidente e quindi credo che ad oggi Assoporto e Mascalocia abbiano Una un spanna qualcosa sopra. in più, però non c'è da sottovalutare il Regal Buto perché comunque ha un ottimo allenatore, ha una squadra che storicamente ha fatto sia la Serie B che la 2 di calcio a 5 e quindi potenzialmente potrebbe anche ambire a... E lo United Capaci? Lo United Capaci, cioè ad oggi i risultati non sono stati quelli forse sperati sin dall'inizio, ha fatto parecchi pareggi, è una squadra che subisce anche il gioco avversario e anche tanti gol. Quindi certo Attor Civia, che è un giocatore, è una fortuna averlo in squadra, un po' come a Marchese. Quindi che può decidere di vincere la partita in qualunque Quasi da momento solo. e ci riesce, se si mette in testa di farlo lo può fare. Allora, abbiamo mister Rappa tra poco in collegamento telefonico. Sì, esatto. Però prima almeno 2 gironi del campionato di Serie C2. Sì, io con Mister Rappa poi volevo fare una battuta sul girone A perché Mister Rappa è di Palermo, lo conosce molto Allora, bene. facciamo una cosa. Parliamo del girone A e poi lo chiamiamo subito in collegamento. in collegamento. Sì. Allora, girone A, abbiamo 0,91 che si è fermato perché comunque ha riposato. Sì, esatto, e ne approfitta l'Atletico Palermo che conquista il primo posto in classifica in una vittoria non molto semplice fuori casa contro a Carini contro il Mistral Meeting Club. La squadra dei Fratelli Fuschi si impone per 4-3, conquista la vetta della classifica. Non ne approfitta invece lo Sporting P5 che si ferma in quel di Alcamo con il punteggio di 3-2 e attenzione al ritorno della Real Parco che vince per 4-3 nel difficile campo del Cittadella Pantelleria, sale a quota 16 punti e adesso 5 punti dalla vetta, non sono più tanti da recuperare. Ora con Mister Rappa commenteremo il campionato. E allora colleghiamoci con mister Massimo Rappa, allenatore futsal, conosciutissimo nell'ambiente appunto del calcio a 5 e la domanda fagliela tu a questo punto che sei proprio la persona ad hoc, che puoi dare insomma i giusti input per le risposte, vai. Ciao mister, come va? Pronto? Mister, mi senti? Sì, un saluto a tutti voi in studio e ai telespettatori. Grazie mister.
È un ringraziamento particolare ad Alessio con il quale si è creato un fitto rapporto di collaborazione. Sì, esatto, un rapporto straordinario. Mister, questo campionato di Serie C2, Girone A, diverte veramente tanto. Oggi prima in classifica c'è l'Atletico Palermo, però la prima in classifica è cambiata più volte, c'è stato il più lo 0,91 ma ha cambiato più volte. Ora il ritorno anche dell'area al parco. Come vedi tu questo girone? Allora, il tasso tecnico è abbastanza omogeneo, non c'è la classica corazzata che può ammazzare il campionato. Infatti abbiamo visto che ogni settimana la squadra in vetta ha perso qualche punto contro formazioni meno blasonate. Questa settimana è toccato al P5 che ha perso ad Alcamo, ma a turno un po' tutte hanno vissuto lo stesso destino. Non mi stupisce la dietta dell'Atletico Palermo, visto che insomma, in questa squadra militano giocatori del calibro dei fratelli Fuschi e Leo Collura. Sono 3 giocatori che con Isgro hanno vinto tanti campionati. Poi 091 e P5 sono 2 buone squadre che hanno ottime qualità individuali. Io volevo fare anche una battuta sul Palermo del presidente Messeri, che comunque ha costruito una buona squadra. Le individualità di Riesi e Pitarresi sono sicuro che verranno fuori. Sei d'accordo con me? O comunque pensi che faticheranno, perché comunque un ritardo di 10 punti dalla vetta è comunque ingente. Il progetto Palermo Calcio 5 è ambizioso e stimolante. Credo che alla lunga verranno fuori i veri valori del Palermo Calcio 5 perché ha dei giocatori di ottima fattura. In ogni caso i reali valori si potranno avere dopo il 17 dicembre perché a Palermo con l'apertura dei trasferimenti della sessione di dicembre cambiano tante cose, quindi a partire dal 17 dicembre si avranno i reali valori di tutte le squadre e possono capitare anche clamorosi ribaltoni, certo, come spesso capita nel Mister, ma guardi che questo non succede soltanto nel calcio a 5, succede anche nel calcio a 11, che spesso e volentieri a dicembre molte società cambiano obiettivi, cambia tutto, cambia proprio tutto anche dal punto di vista tecnico. Bene, noi la ringraziamo Mister per la sua presenza. Sì, io lo ringrazio veramente tanto, con Mister Massimo Rappa c'è una grande collaborazione, lo ringrazio davvero di aver partecipato alla nostra trasmissione. Ma Mister, ma lei attualmente è in panchina in attesa oppure in panchina per scelta? No, dopo tanti anni consecutivi tra campo e panchina mi sono preso una giusta pausa di riflessione. Ci può stare. stare. In questo anno e mezzo ho avuto parecchie proposte, ma ho declinato gli inviti perché insomma ho bisogno di un po' di riposo e se dovrà essere sarà per un progetto stimolante e da costruire da zero come è stato per le ultime società in cui sono stato. Perfetto, grazie Mister, allora in bocca al lupo per le eventuali nuove proposte che arriveranno. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie, Buonasera, grazie, grazie. Continuiamo? A questo punto sempre di Serie C2 parliamo. Sì, esatto, passiamo al girone B dove ci sono poche sorprese in vetta alla classifica. Il Gear Sport di Piazza Armerina vince per 3-0 fuori casa contro la Nuova Pronissa e vincono anche le seconde in classifica, Akragas e Vigor San Cataldo. Diverse le vittorie perché l'Akragas soffre un pochettino contro lo Sporting Soccer, 2-0 nel primo tempo, poi nella ripresa lo Sporting Soccer accorcia ma l'Akragas continua a mantenere il vantaggio e porta a casa 3 punti fondamentali in uno scontro diretto. Questa è la classifica? Sì, esatto, vittoria un po' più larga invece per la Vigor San Cataldo contro un Mascalucia incerottato, mancavano uomini come Ciccio Reina, però sicuramente non toglie il merito ad una Vigor San Cataldo che sta facendo vedere davvero un grande futsal. Vittoria anche per la Ramacchese, 8-4 sulla Via Grandese, quarto posto in classifica per la squadra di Dario Troia che sta davvero facendo molto bene in questo campionato e comunque rimarrà secondo me nella griglia dei playoff davvero a lungo. Abbiamo Jenny esterrefatta perché vede che sei una insomma una macchinetta. Sì, chi lo sa se un giorno diventerò pure io così. Vabbè, bisogna lavorare in questo Assolutamente. senso. Allora, girone C abbiamo questo Aci Platani che sì è rimasto in vetta, però insomma a seguire il PGS Luce
insomma è lì a un punto. Sì, Girone C. la PGS Luce sta davvero dimostrando di essere una squadra attrezzata per stare nelle zone alte della classifica. 4-1 in un campo mai facile come quello del Saponara, che ha vinto una sola gara, poi le ha perse tutte, ma questo non vuol dire che non dà filo da torcere agli avversari. Ciplatani che vince per 3-2 contro il SIAC e vince anche il Città di Oliveri, una vittoria più agile, 7-3 su un Realaci in crisi nera, 2 pareggi e tutte sconfitte, neanche una vittoria per la squadra acese che vive davvero un momento negativo, mentre la squadra di mister Spinella vola sempre più nelle zone alte della classifica ed è secondo me la vera antagonista della Ciplatani 1970, che secondo me comunque rimane la favorita per la vittoria finale. Allora chiudiamo con il girone D, poi dopo avremo anche modo di insomma, Sì. chiudere con il nostro ospite, Sì. perché so che Tra l'altro farà una domanda ad hoc. sì, tra l'altro lui Giovanni questo girone lo conosce conosce. molto bene, Certo, molto certo. bene perché È il suo in un certo senso. Esatto, ci ha giocato per lungo tempo, girone D con il Città di Cicli che vince nel difficilissimo piccolo campo del Città di Canicattini per 6-1, migliore in campo Simone Gianni con una tripletta, una prestazione straordinaria, in rete anche mister Mittelman, ricordiamolo, grande. Abbiamo avuto ospite qualche settimana Sì, fa. centrale dietro, all'età di 42 anni, comunque insegna calcio a 5 in campo e fuori, ma stiamo parlando di una figura davvero È vero, altisonante. è vero, è vero. Vince anche il Città di Sortino che conquista la seconda piazza 3-2 nello scontro diretto col Villasmundo, che rimane a 16 punti, e viene agganciato dai giovani dell'Arcobaleno Ispica che battono per 4-2 l'Arche Siracusa, doppietta di Di Benedetto, Lupo e Corallo, nomi di cui sentiremo parlare a lungo. E se lo dice Alessio, infatti E lo dice anche Giovanni, ne sono sicuro, perché Giovanni questi ragazzi li ha visti crescere. Chiediamolo, è Sì, vero? sì, Sono nomi che possono Confermo, dire la sono, loro, sono abbastanza giovani ma già veramente forti. Ho giocato 2 anni a Ispica e quando c'ero io loro facevano la juniores. Adesso sono in prima squadra, ma parliamo di ragazzi che hanno 16 e 17 anni. Quindi... Sono solo a 3 punti dalla vetta, Sì, sì, quindi sicuramente diranno, come ha Quindi detto giustamente speriamo che Alessio, la loro. giovane età non sia poi un'arma a doppio taglio, nel Mm. senso nella fase calda del campionato possibilmente potrebbero anche peccare di inesperienza e di malizia pure. Certo. E quindi magari squadre più anziane, più preparate come lo Sciclo e il Sortino magari possano avere la meglio. Qualche chance in più. Scicli, Abbiamo 30 secondi. Scicli, Arcobaleno Ispica, Città di Sortino, Villasmundo, Questa è la e io domanda. inserisco una quinta squadra nella lotta al vertice, che è il Catania, la PD Catania, che al momento ha un ritardo, causa anche una sconfitta a tavolino che ha tolto 3 punti, in realtà ne avrebbe 14, ma col mercato di dicembre può tesserare quei giocatori Sì. che la federazione non ha permesso. Secondo me fra queste 5 squadre ci sarà quella che vincerà il campionato. Secondo te qual è la favorita? Questa è la domanda cattiva. Allora, io ho tantissimi amici sia a Scicli che a Ispica e faccio il tifo per una di queste 2 squadre. Secondo me lo Scicli, grazie anche alla presenza del mister Mittelman, ha qualcosina in più, sia per tradizione che anche per organico. Poi c'è il Sortino che è sempre temibile, quindi ha un calendario anche favorevole perché ha tutti gli scontri diretti del girone di ritorno in casa. E non è una cosa da Assolutamente niente. Allora ci dobbiamo fermare, c'è l'ultimo break pubblicitario che ci lancia la nostra Jamie e poi dopo finale con i saluti e i ringraziamenti sia ad Alessio che al nostro ospite Giovanni Invincibile. A Noi te. torniamo tra qualche minuto e poi ci salutiamo dopo. Beh, vedo che sei anche molto contenta. Fate un gol per la ricerca inviando un SMS al 45509 intestato a chi? All'Associazione Italiana Ricerca per il cancro. per il cancro. Questa è un'iniziativa che finirà il 17 novembre. Potete mandare 2 euro attraverso appunto un SMS
al 45, vi ripeto, 45509. Siamo ai saluti, salutiamo Alessio, contento perché il calcio 5 insomma sta andando fortissimo. Sì, sono contento perché ci seguono in tanti, ringrazio tutti coloro che seguono Penalty, lo spazio del calcio 5, insomma, siamo diventati... Acquista sempre più notorietà. Sì. Bene. Salutiamo anche il nostro ospite Giovanni Invincibile, portiere della squadra dello Scicli, Progela Calcio, no, perché si parlava poc'anzi di Scicli perché conosce bene quella realtà della provincia ragusana, per cui sicuramente. Buona fortuna per la stagione, sicuramente avremo modo di rivederci sempre qui Grazie a voi. nei nostri studi. Grazie a Giovanni Invincibile, mi avvicino alla nostra Jenny che a questo punto saluta chi? Tutti. Io saluto soprattutto Francesco Carrabino, che ce lo dimentichiamo sempre. Responsabile della Imprinting Movies che cura tutta la grafica all'interno della nostra trasmissione. Lui è sempre qui con noi, nelle puntate. È vero. Io ne approfitto per ringraziare e salutare la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. E voglio anche ringraziare naturalmente la SICRA nella figura di Achille Teghini, Alessandro Fragalà, Lucy Gullotta ed inoltre Alessandro Castellesi di CUS Palermo TV, Armando Geraci di Cefalù TV ed inoltre la redazione di Teleciclope Bronte. Abbiamo ringraziato tutti, a questo punto ringrazio te per la tua competenza che migliora di settimana in settimana. Ringraziamo i nostri amici da casa che ci mandano sempre selfie. È vero. È vero, e voglio dire soltanto una cosa, che presto, molto presto, non escluso già dalla prossima settimana, vi incominceremo a svelare delle novità che... Non sveliamole adesso, però, giusto? Ci saranno delle bellissime novità tra qualche settimana e sicuramente avremo modo di proporre notevoli particolari che scopriremo pian pianino, di settimana in settimana. Grazie a tutti, ci vedremo la settimana prossima, come al solito in diretta alle 19 qui su Video Mediterraneo, con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci.